Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus, quella del 24 maggio, quindi quella di questa mattina, che parte con la provincia di Venezia, con la nuova di Venezia e Mestre. Turismo, progetti green, il litorale guarda al futuro, spiaggia senza fumo di Bibbione, pista a sbalzo di Cavallino, riscoperta l'oasi degli Alberoni, Cortellazzo che valorizza il borgo della pesca, tante idee nel segno dell'ambiente. Il summit del mare, molto interessante. Confindustria e sindacati siglano il patto per la crescita. Questa è la notizia a lato. Ci sono più fotonotizie, quella più interessante è certamente quella del Giro d'Italia, il giorno di Caorle, dal Piave fino allo sprint. Vedete che belle che sono queste foto con le bici per bambini dipinte di rosa. Graziano Teso in carcere, rifiuta cibo e medicine, notizia riportata su più giornali questa, ma se ne parla ormai da giorni. E a Noventa fratelli Mazzon confiscati 14 milioni per il raggiro, notizie che poi riportiamo anche nelle nostre pagine. Così rinasce lo storico Bauer in 300 al lavoro, nella fotonotizia a piepagina della nuova di Venezia e Mestre. Andiamo su Gazzettino, la grande truffa del super bonus, Veneto, affari sporchi per oltre 600.000 euro al giorno. Sul Garda l'ultimo caso, 10 arresti. Fra Treviso e Verona la finanza in un anno ha sequestrato beni per 229,7 milioni di euro. Casalesi, l'ex sindaco in cella per mafia e fa lo sciopero della fame, si parla di Teso. Anche questa è una notizia che troviamo, che rimbalza un po' su tutti i giornali, così come quella del sexy ricatto di Ballotelli, che andiamo a vedere meglio sul Corriere della Sera. Un avvocato dovrà risarcire Ballotelli con 80.000 euro, condannato questo trevigiano imparato, insomma, aveva per un caso di sexy turbamento. Alla fine poi hanno dato ragione a Ballotelli, che dovrà essere risarcito, era stato accusato di molestie sessuali. Mentre Zaia al Senato, l'autonomia graduale. Ieri Zaia è andato al Senato, il presidente veneto alla Commissione Affari Costituzionali. Trattiamo modi e tempi, la via di uscita c'è, poi lo faremo vedere anche nel nostro sito, dove ci sarà anche un video da consultare. PNRR, 10.000 progetti in Veneto, chiama Fitto e si candida a spendere anche i fondi residui. Vedete che c'è Mario Conte, presidente dell'ANCI, dei sindaci, nella fotografia. Ancora si parla di Gianni Mion, il ponte Morandi, l'autoaccusa del manager che guidò Benetton oltre i maglioni. Ex sindaco rifiuta cibo e farmaci in cella, la protesta di Teso. Andiamo a vedere allora la prima pagina anche del nostro TG Plus di Venezia. Come vedete, frode fiscale e contributiva, maxi sequestro da oltre 14 milioni. C'è anche qui una notizia ben curata, e questa è quella di cui vi parlavo un attimo fa. Zaia, non abbiamo la fissa dell'autonomia, noi l'autonomia vogliamo, ma non è che siamo là che con la fissa. Se voi andate a cliccare sopra il player, sentite proprio tutti quei 12 minuti di intervento di Zaia al Senato. Il turismo contento, 18 miliardi di fatturato, anche se le cose comunque non stanno riprendendo alla grande. E i consorzi di bonifica e Ambi, sarà estate calda, dicono, perché la siccità, nonostante le piogge, c'è, la siccità ha creato dei problemi, ma troverete in questo articolo anche una serie di aiuti che vengono dati all'Emilia Romagna da parte del Veneto. È tutto anche per la provincia di Venezia. A domani.